Divieto di pesca a strascico e ulteriori limitazioni alle aree di pesca, della protesta contro le nuove politiche di Bruxelles che potenzialmente potrebbero assestare una ferita mortale al comparto in provincia di Venezia, il comune di Chioggia è in prima fila, perché qui la posta in gioco è altissima. Se queste sono le politiche europee che mirano a creare nuovi posti di disoccupazione, non posti di lavoro ma posti da disoccupati, è chiaro che siamo nettamente contrari. Poi l'altro pericolo è quello che sulle nostre tavole non arrivino più ovviamente i nostri prodotti tipici locali. Se dovessero scomparire i prodotti tipici locali, secondo Coldiretti bussa già alla porta il pesce in provetta. In Germania ci sono i primi bastoncini di sostanza ittica coltivati senza aver mai visto il mare. Dobbiamo salvaguardare l'economia e soprattutto il lavoro, non possiamo permetterci di perdere queste nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra storia e soprattutto queste nostre specificità. Non vogliamo certamente perdere un'economia che deriva da questo settore e soprattutto non sapere poi dopo cosa avremo nel finale sopra i nostri piatti. Marco Dolfini è consigliere regionale di Chioggia della Liga Veneta, ma il fronte a difesa del settore è trasversale e unisce le forze politiche. Di Chioggia è anche Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico Veneto. E la pesca in Veneto, in virtù di quelle che sono anche le politiche regionali, è riuscita anche a declinarsi sotto l'aspetto di offerta turistica, cioè non è che si può pensare di dire che si fa la pesca turismo senza la pesca, quindi diventa una tegola per la regione intera che dovrebbe alzare il tiro e far capire che la stessa grinta e la stessa audacia che si usa quando si parla di Bolkestein bisognerebbe usarla anche quando si parla di pesca in Europa.